Investire in tecnologie, questo è il punto forte dell'Italia. L'Italia è un paese povero di materia prima, ci sono dei paesi come la Russia che vivono di vendite di materia prima, non hanno creato infrastrutture. Noi siamo il contrario. L'Italia è un paese che brilla di tecnologia e questo è il punto forte. Ci sono aziendine nel Veneto che forniscono pezzi per la NASA, cioè i shuttle che vanno a fare i giri per la stratosfera. Questo anche comporta però che la necessità di investire in ricerca sui prodotti e opportunità di mercato. Tornando al vecchio discorso del margine, questo ci dà anche la possibilità di definire in modo molto più serio i piani di investimento necessari per un'azienda. Momenti difficili, massa critica è importante. Le aziende dovrebbero, nella mia opinione, cercare alleanze e sinergie con altre. La massa critica oggi è fondamentale, soprattutto se vogliamo continuare a sfondare e affrontare i mercati esteri. Abbiamo visto prima l'importanza dell'estero in una realtà nostra. Una massa critica, se noi mettiamo due aziende insieme, non facciamo 1+1, facciamo 3, perché è esponenziale il nostro potere di acquisto e di sviluppo, di investimento. E se un'azienda locale crea una sinergia con un'azienda che esporta, il beneficio è per tutti e due. Strumenti finanziari. Tutti si lamentano, le banche non mi danno soldi, non so come fare. Ci sono altre vie, non è necessariamente solo le banche, a parte degli schemi anche a livello regionale che dovrebbero partire. Ho letto ieri un articolo sul Corriere della Sera proprio a proposito, però nel frattempo cosa possiamo fare? Ci sono due modi, per esempio, fondi di investimento. Ci sono delle aziende che possono preparare un piano e cercare di trovare un fondo disposto a investire in quell'azienda. Non stiamo parlando di fantascienza, succede tutti i giorni. Oppure un socio esterno, anche questo può essere una possibilità. Valutiamo le cose, non chiudiamoci dietro le nostre mura e diciamo no, non guardo all'esterno. E infine, questo un po' esula un po' dalla situazione di crisi, però una cosa che soprattutto nelle regioni come può essere il Veneto, che è una realtà di tante piccole aziende, è programmare la successione. E questo credo che sia una cosa fondamentale che un qualsiasi padrone, direttore, gestore di un'impresa dovrebbe valutare le realtà interne ma anche quelle esterne, perché la priorità è salvaguardare l'azienda. Ci sono aziende che hanno avuto la possibilità o hanno deciso di eliminare per esempio quello che è la gestione dei familiari all'interno dell'azienda, perché si sono resi conto che avevano dei familiari che andavano in grado di gestirla, che rimangono come soci, però hanno dato l'azienda in mano a dei manager esterni. Se invece è il contrario, va benissimo anche questo, però l'importante è che prima o dopo chi ha un'azienda pensi che non vive in eterno, e la responsabilità di chi ha un'azienda di salvaguardarla per il futuro, per le persone che ci sono dentro. L'azienda è fatta di persone. Grazie. Dicono i tecnici spostati. Allora,